Stasera finisce questo teatro della politica. Rossano Veneto è la delibera mai finita, fino ad oggi, perché il Comune sta per giungere giocoforza all'ultimo e decisivo atto, quello che di fatto delibererà il cambio di destinazione d'uso di alcuni terreni, ma sul quale è aperta una guerra politica, che ha fatto perdere 2 battaglie al primo cittadino finito in minoranza. Di per sé la faccenda interessa 38 famiglie, 31 che vorrebbero edificare la casa per i figli o ampliare la propria, e altre 7 famiglie che vorrebbero avere meno oneri da pagare su quei terreni ad oggi edificabili, ma di fatto incolti e a riposo. Da lunedì il sindaco cerca di far passare la delibera. Martedì, in seconda seduta, il numero legale non servirà e il Consiglio approverà a maggioranza. Tutto questo can-can mediatico, ma can-can anche a livello di paese, solo per far slittare di 7 giorni delle decisioni che comunque stasera verranno prese. È una brutta pagina della politica. I consiglieri Ganassin, Trevisan, Marcon non contestano il merito, ma il metodo. Io rassicuro i cittadini un'altra volta sul fatto che le procedure sono corrette. Chi ha esteso questa variante ha i titoli per farlo.